Buongiorno da Sicilia 24, i principali argomenti di oggi. Nubi sul futuro al petrolchimico di Priolo, assemblea dei lavoratori oggi dopo l'annunciato stop alla produzione di etilene. I sindacati dicono così rischia di chiudere tutto il polo. Palermo, una mamma e i suoi 4 figli nella casa di via Decollati, l'assegnazione dell'immobile confiscato a un boss mafioso alla famiglia che da 2 anni viveva in una struttura di accoglienza. Sì dell'ARS alla legge che recepisce in Sicilia il piano nazionale salva casa, non passa la sanatoria per le case sul mare confiscate alla mafia, rinviate le elezioni di secondo livello nelle ex province. Furti di rame in 11 cimiteri, 3 gli arresti, la banda agiva tra Messina e Palermo. 3 ospedali siciliani tra i più veloci nelle cure di emergenza, anche il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina nelle strutture virtuose, secondo il report di Agenas e Ministero della Salute. Catania, la via Calliope da discarica a cielo aperto a luogo ripulito dopo il servizio denuncia del nostro telegiornale. Oggi a Sicilia 24 Focus il sindaco Trantino. Il Volo festeggia in tour 15 anni di carriera. Il trio italiano sarà a Messina il 26 gennaio con Tutti per uno ad Astra, in live nei palasport italiani. Calcio comincia oggi con Trapani Avellino il turno infrasettimanale di Serie C. Domani tocca al Catania sul campo della Turris e al Messina contro la Cavese. Il Palermo stasera a Mantova in cerca di continuità. Ancora ben trovati. Sembra a rischio il futuro del petrolchimico di Priolo. L'annunciato stop alla produzione di etilene preoccupa i lavoratori che quest'oggi si sono riuniti in assemblea. Ma sentiamo Francesco Aloi. Noi oggi siamo in una condizione grave per quanto riguarda il futuro, soprattutto non nel presente, perché come dice Eni potrebbe sistemare i suoi lavoratori perché non ha problemi, ma per il futuro della zona di Siracusa e provincia. I lavoratori guardano al loro futuro e vedono tanta nebbia come sinonimo di incertezze. Lo stop alla produzione di etilene annunciato da Eni Versalis sta facendo tremare il petrolchimico di Priolo. L'etilene in questo momento, in questo sito, permette la sopravvivenza di tantissimi impianti della ISAB Nord. Se si parla di riconversione, se si parla di sostituire l'etilene, che ben venga, ma con impianti e con un criterio tale che possa dare una mano alla sopravvivenza dell'intero sito. Entro il 2026 dovrebbero fermarsi gli impianti, ma Eni precisa che l'obiettivo non è licenziare, ma arrivare alla tanto attesa riconversione green. Siamo in assenza di un progetto complessivo di rigenerazione. Qualunque cambiamento di questa natura non può essere fatto sulla testa dei lavoratori. Lo stop all'etilene potrebbe portare alla chiusura di tutto il polo, con un effetto domino, più di 10.000 i posti a rischio. L'etilene è il derivato più importante che viene trasferito all'ISAB Nord, che vive già una sua crisi e una riduzione del suo volume di produzione. Della situazione è stato informato anche Palazzo Chigi. I sindacati vorrebbero incontrare proprio la Presidente Meloni. Intanto ci saranno altre assemblee che porteranno alla grande manifestazione del 12 novembre. Adesso ci spostiamo a Palermo, la casa di via Decollati, lo ricordiamo, quel immobile confiscato a un boss mafioso è stata assegnata a una famiglia. Si tratta di una mamma con i suoi 4 figli che per 2 anni ha vissuto in una casa di accoglienza. Marco Gullà. Le imposte sono chiuse, un cartello campeggia nel portoncino d'ingresso, io abito qui, per segnalare che in casa c'è anche un cane. Clip di quotidianità, di vita, di una famiglia normale. Siamo però in via Decollati e quelle telecamere fisse e il presidio H24 della polizia spezzano questa quotidianità. Da ieri è ufficiale l'assegnazione del bene confiscato da un boss mafioso ad una mamma di 4 figli del quartiere Sperone, una mamma che per 2 anni ha vissuto in una casa famiglia e che da ieri ha una casa tutta sua. Oggi non è in casa, presto verrà ad abitare l'immobile assieme ai suoi figli. In precedenza 4 famiglie avevano rinunciato all'assegnazione per paura di ritorsioni e minacce da parte dei parenti del boss mafioso. Così come avevamo preannunciato, il comune di Palermo ha portato fino in fondo la battaglia contro la prepotenza e l'illegalità in via Decollati.
Grazie ad uno straordinario gioco di squadra fra tutti gli assessorati e le maestranze comunali sono stati ripristinati gli infissi, le condizioni di vivibilità e di agibilità interna e su indicazione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza l'immobile è stato assegnato ad una nuova famiglia. Nel quartiere regna il silenzio, le intimidazioni e minacce delle settimane addietro sono state soffocate dal pugno duro dello Stato e anche dal Comune di Palermo. Giornate movimentate all'Ars fra legge urbanistica, condoni edilizi sventati e l'ennesimo rinvio delle elezioni nelle ex province. Sentiamo Manlio Viola. Sì alla legge che recepisce in Sicilia il piano nazionale salva casa, ma senza la sanatoria sui beni confiscati alla mafia e acquisiti dallo Stato. Rinvio invece per le elezioni di secondo livello nelle ex province, con una riforma che riporta gli enti di area vasta all'elezione diretta da parte dei cittadini, almeno la si attende. Giornata convulsa e piena di scontri in Assemblea regionale siciliana sulle due norme che dovevano essere leggine propedeutiche ad altre riforme, ma sono diventate terreno di battaglia politica. La norma urbanistica alla fine vede la luce senza l'articolo 8 che avrebbe permesso ai comuni di prevedere nei piani regolatori aumenti delle cubature fino al 30% in aree pubbliche e private. Ritirata anche la norma che permetteva di sanare le case abusive anche sulla spiaggia costruite da presunti mafiosi ma passate definitivamente al patrimonio dello Stato per confisca. Il disegno di legge consente di recepire però la norma che prevede la realizzazione di vetrate panoramiche, logge e opere di protezione dal sole purché non creino spazi chiusi. Introdotto l'aumento delle sanzioni per le demolizioni degli abusi. Sarà poi consentito mantenere le strutture amovibili realizzate durante l'emergenza Covid. Approvata poi un'altra norma che annulla l'elezione di secondo livello prevista il prossimo 15 dicembre nei liberi consorzi, le ex province, e proroga i commissari fino a marzo. Sono ormai 11 anni che non ci sono in quegli enti organi eletti. Si voterà in una domenica fra il 6 e il 27 aprile, ma intanto dovrebbe arrivare in aula la riforma che torna ad introdurre l'elezione a suffragio universale e dunque dovrebbe riportare i siciliani alle urne nella prossima primavera. Incidente mortale sulla tangenziale di Catania in direzione Mister Bianco, 1 chilometro prima dell'uscita di Gravina. Nello scontro con un autocarro che pare fosse fermo sulla corsia di emergenza, un motociclista ha perso la vita. Gravemente ferita e trasportata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro una donna che viaggiava con la vittima. Il traffico è rimasto paralizzato anche per un'auto in fiamme qualche chilometro prima. E spostandoci appunto da questa strada c'è da segnalare anche nell'autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo in direzione dell'aeroporto Falcone Borsellino un momento di blocco per un incidente tra due mezzi pesanti all'altezza di Carini. Furti di rame in 11 cimiteri, 3 gli arresti. La banda agiva tra Messina e Palermo per depredare le cappelle appunto dell'oro rosso. Sentiamo Eva Spampinato. A caccia dell'oro rosso nei cimiteri, ben 11 tra Messina e Palermo. I carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato per furto aggravato e ricettazione una banda che smontava i pluviali di scolo in rame dalle cappelle. I 4 uomini avevano preso di mira anche una stazione ferroviaria. L'obiettivo del gruppo era asportare più rame possibile per poi affidarlo ad un complice che si occupava di rivenderlo sul mercato palermitano, ottenendo lauti guadagni. I cimiteri presi di mira sono stati quelli di Sant'Agata di Melitello e a seguire ancora Cefalù, Rocca di Caprileone, fino a Brolo. I dati della geolocalizzazione acquisiti dalle forze dell'ordine hanno consentito di accertare come gli indagati si recassero nei cimiteri sempre tra le 19 e le 24. Rimanevano lì non più di 2 ore. Il tempo di depredare, accartocciare e caricare il bottino su 2 auto, una delle quali presa a noleggio per destare meno sospetti. Il commercio di rame è prezioso, poiché questo metallo è versatile e utilizzato in una vasta gamma di settori, tra cui l'elettronica, l'edilizia, l'automobilistica e l'industria energetica.
A Villabate, nel Palermitano, per vendicare l'onorabilità della figlia ventenne rimasta incinta, il padre della ragazza si è presentato a casa dell'ex fidanzato e ha sparato con una pistola 6 colpi di arma da fuoco, per fortuna senza colpire nessuno. La sparatoria è avvenuta a gennaio. I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio aggravato proprio il padre e il fratello della giovane che aveva partecipato alla spedizione punitiva. Adesso a Messina, dove si attendono i risultati di laboratorio sulle aree del reparto di cardiochirurgia, dove sono state denunciate 6 morti sospetti dopo interventi al cuore. Parliamo naturalmente del caso dell'ospedale Papardo. Ci dice tutto Francesco Triolo. I risultati degli esami di laboratorio eseguiti dalla ChemLab di Catania potranno dare ulteriori indizi agli investigatori che stanno indagando sulle morti sospette avvenute nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina. L'esito delle analisi ancora non è arrivato. Sul tavolo delle sostitute Anna Maria Arena e Alice Parialò, che stanno seguendo l'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio. Da quelle carte sarà possibile escludere o approfondire la pista legata ad eventuali contaminazioni da germi patogeni delle aree sotto osservazione dove sono stati effettuati i tamponi. Il fascicolo in procura è aperto nei confronti intanto di 3 medici. Nel frattempo si resta anche in attesa dell'invio degli ispettori dell'assessorato regionale alla salute, che dovrebbero arrivare a giorni nella struttura ospedaliera della zona nord di Messina. L'ispezione chiesta dal deputato del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca è stata già autorizzata dall'assessore Giovanna Volo e si sta definendo l'organizzazione. A loro il compito di verificare se siano state eseguite correttamente tutte le procedure e le condizioni imposte dalle normative nel reparto dove si è verificata la morte dei 6 pazienti che avevano subito delle operazioni chirurgiche al cuore, e si attende anche la convocazione di un'audizione urgente in Commissione Sanità, sollecitata sempre da De Luca, per sentire i vertici dell'azienda Papardo, in particolare il direttore generale dell'azienda, Catena Di Blasi, e il direttore sanitario Paolo Cardia. Restiamo a occuparci di ospedali, ma questa volta per raccontare di una sanità siciliana che funziona. Sono usciti i dati appunto di Agenas, Ministero alla Salute, e ci sono 3 ospedali siciliani sul podio per la velocità di intervento in emergenza. Sentiamo. 3 degli ospedali più veloci in Italia nel dare risposte alle emergenze, e non soltanto a quelle, si trovano in Sicilia. Dirlo ad alta voce è sorprendente, ma è questo l'esito del rapporto Agenas e Ministero della Salute sullo stato dei servizi sanitari in Italia. Il programma nazionale Esiti, che monitora la situazione, parla di un sistema sanitario in fase di ripresa. 3 siciliani si distinguono per aver garantito l'operazione per frattura del femore entro 48 ore ad almeno il 75% dei pazienti over 65, e questo è avvenuto per 3 anni consecutivi all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, l'ospedale Trigona di Noto e l'ospedale Guzzardi di Vittoria, tutti pubblici. Inoltre 5 ospedali siciliani, anche questi pubblici, ovvero ancora il San Giovanni di Dio di Agrigento, il Giovanni Paolo II di Ragusa, il Barone Romeo di Patti, il Sant'Antonio Abate di Trapani e il Civico di Palermo, hanno dimostrato un'alta performance nell'angioplastica coronarica con impianto di stent, seguendo l'intervento a cuore entro 90 minuti dall'arrivo in ospedale in almeno il 60% dei casi negli ultimi 3 anni. Questa tempestività è cruciale per la sopravvivenza e la riduzione delle complicanze nei pazienti con problemi cardiaci. Il report è basato su 205 indicatori e prende in esame 1363 ospedali fra pubblici e privati. Nello stesso report c'è spazio anche per l'ospedale di Taormina, che lotta per il mantenimento della cardiochirurgia. Buone notizie subito sottolineate dal governatore siciliano Renato Schifani, anche se ancora c'è molto da fare nella sanità pubblica isolana. Adesso c'è una pausa e poi in seconda parte andremo a Catania, in via Calliope, dopo il nostro servizio denuncia, adesso decisamente ripulita. A tra poco. Siamo a Catania dopo il disperato appello di una residente e i servizi denuncia che vi abbiamo mostrato. È stata effettuata la bonifica di un tratto di via Calliope. Sono state rimosse oltre 4 tonnellate di rifiuti, ma a Fondo Romeo la situazione resta comunque critica. Sentiamo Tonino De Mana.
Oltre 4 tonnellate di rifiuti rimossi ed un impegno preso direttamente dal sindaco trantino che in prima persona si era recato in via Calliope per constatare lo scempio. Dopo i nostri servizi denuncia e il disperato appello di una residente, il sopralluogo del primo cittadino, Gema ha effettuato una maxi operazione di bonifica per restituire decoro alla zona. Il video che vedete mostra le fasi conclusive dell'intervento accolto con soddisfazione dai residenti che da diversi mesi chiedevano risposte al comune e ai vertici di Gema. È chiaro che a Fondo Romeo restano molte criticità perché basta effettuare pochi metri per trovarsi di fronte ad un'autentica discarica a cielo aperto dove elettrodomestici e mobili in disuso, pneumatici, scarti edili, serbatoi ed Eternit invadono la strada e si riversano persino nel torrente sottostante. Presenti anche centinaia di confezioni di farmaci utilizzati per gravi patologie. È amareggiato questo operatore che da anni si occupa proprio della discarica Fondo Romeo. Per noi è diventato un problema perché non ci vuole una persona, ma ci vogliono molte persone per fare una bonifica di un'area. Abbiamo verificato c'è amianto, legno, copertoni, ma non è che amianto c'è solo questo, di sotto ce n'è altro. E queste telecamere non so se sono spente o finte. Per questo scempio, l'assessore all'ecologia Pesce e Gema hanno garantito che nelle prossime settimane verrà effettuata un'altra maxi bonifica che però richiede una programmazione ad ampio raggio. Noi adesso restiamo a Catania, vi portiamo al Parco Gemellaro dove spunta una vegetazione un po' particolare anche in luoghi assolutamente insoliti, ma le carenze di questo parco ovviamente non si limitano a questo, il servizio. Ma sì, la natura è più forte dell'uomo, ricordiamocelo questo. Come dare torto ad Antonio, specie dopo aver fatto una passeggiata al Parco Gemellaro dove il verde, per lo più incolto, invade ogni cosa. E se a terra un palo dell'illuminazione ricoperto dalle erbacce passa quasi inosservato, in alto destano curiosità e ilarità alcune piante di fico d'India cresciute addirittura sul tetto di questa struttura che un tempo ospitava i servizi igienici della villa. Bagni chiusi da anni a certificare un disinteresse verso la collettività dove è più semplice mettere un lucchetto e chiudere, piuttosto che garantire pulizia e sorveglianza. È proprio la mancanza di controlli è alla base dei sistematici furti di rame che hanno lasciato al buio il parco. Come vedete i pali sono tutti privi dei cavi elettrici e a volte mancano persino le lampade, comunque inutilizzabili. Depredato anche l'impianto di sollevamento di un vecchio pozzo. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55005 e a scriverci è stato Antonio, uno dei frequentatori del Parco Gemellaro. Se Catania per quanto riguarda il verde è ultima, certamente il Parco Gemellaro è la dimostrazione, infatti è abbandonato a se stesso. Non è controllato, non è curato, si devono curare le piante, se tu ben vedi non sono potate, non sono curate, non c'è manutenzione, non c'è niente. Un minimo di manutenzione perché qui è un'area dove portiamo i cani, i bambini, è frequentato, quindi non è lasciato al suo destino. Anche Ringhio ringrazierebbe? Sì, certo. E come ogni mercoledì torna su questa rete l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Enrico Trantino, dunque in diretta dopo il TG alle 14:30. Vi ricordo che la trasmissione è anche in streaming sulla siciliaweb.it ed è condotta dal nostro direttore Michele Cucuzza. Potete continuare a mandare le vostre domande al 342 745 5005 o inviare delle email a sicilia24focus@telecolor.it. Adesso cambiamo decisamente argomento, andiamo alla musica con il trio italiano in questo momento certamente più famoso e che sta contribuendo a diffondere il bel canto nel mondo. Sono i tre ragazzi de Il Volo, cresciuti insieme, festeggiano 15 anni di carriera in tour e arriveranno a gennaio anche in Sicilia, a Messina esattamente. C'è Eva Spampinato. Cavi dal cielo come un Il bel canto italiano che affascina e conquista tutto il mondo e che da 15 anni ha tre giovani rappresentanti che sono riusciti non solo a valicare i confini del loro paese ma anche a diventare delle vere e proprie icone. È meraviglioso vedere come, nonostante ci siano diverse culture, soprattutto musicali nel mondo, c'è questa cosa che accomuna l'amore per il bel canto che supera anche le barriere del linguaggio.
Gianluca, Piero e Ignazio proseguono il loro tour europeo partito da Londra, che li vedrà impegnati per 2 mesi nelle principali capitali europee. E poi, dal nuovo anno, torneranno anche in Italia. Siamo felicissimi perché questo tour ci porterà dopo l'Europa negli Stati Uniti, in Sud America, ma ci riporterà anche in Italia. A gennaio canteremo nei Palasport italiani. Il 26 gennaio 2025 il volo sarà al Pala Rescifina di Messina per la tappa siciliana di Tutti per Uno ad Astra. E adesso l'obbligo di una precisazione in merito al servizio andato in onda ieri sul virus lingua blu che colpisce i bovini. Precisiamo che per errore sono state inserite delle immagini dell'azienda agricola Cilone di Ragusa. I capi rappresentati nel servizio volevano essere solo a titolo esemplificativo, ma non esiste alcuna correlazione con la malattia Blue Tongue. E adesso ci fermiamo e poi andremo al calcio. Turno infrasettimanale di Serie C, domani sera in campo Catania e Messina, che poi domenica si affronteranno nel derby del Massimino. Il Trapani invece gioca questa sera contro l'Avellino. Francesco Triolo. La rifinitura ha dato quelle indicazioni che Mimmo Toscano cercava in vista della trasferta di domani sera a Torre del Greco, o almeno quasi tutte. È una gara piena di insidie, quella contro la Turris, considerato che l'avversaria dei rossazzurri arriva da 2 vittorie ed un pareggio nelle ultime 3 partite e attraversa quindi un momento abbastanza positivo in termini di risultati. A Liguori il Catania troverà un clima infuocato perché la squadra di Mirko Conte è costretta a fare punti dall'ipotesi di una nuova penalizzazione in arrivo. Sul fronte formazione Toscano deciderà all'ultimo e trapela poco anche dalla seduta di rifinitura. A condizionare le scelte del tecnico potrebbero essere anche i 3 impegni ravvicinati in una settimana e il prossimo derby contro il Messina dopo appena 3 giorni alla trasferta di Torre del Greco. C'è da considerare anche la situazione legata ai diffidati Anastasio e Quaini. Qualche dubbio c'è in ogni reparto e solo a poche ore dalla partita si potrà avere un quadro completo della situazione. Situazione delicata a Messina dopo la batosta rimediata da Avellino. Il direttore sportivo Pavone ha provato a dare una spiegazione del momento e del blackout del Partenio, ma è chiaro che senza un risultato positivo contro la Cavese la squadra di Modica, oggi terzultima, rischia di sprofondare in un clima di aperta contestazione da inizio campionato. In campo stasera alle 20:45 invece il Trapani, che al Provinciale attende la visita dell'Avellino, la squadra più in forma del campionato, reduce da 5 vittorie consecutive, l'ultima appunto domenica per 6-0 contro il Messina. Con il ritorno di Canutè, Aronica dovrebbe schierare una formazione camaleontica tra il 4-3-1-2 e il 4-3-3. A centrocampo ballottaggio tra Crimi e Carraro, mentre in avanti scalpita Udò. Non ci sono altri aggiornamenti, noi andiamo al prossimo servizio, sì, andiamo al prossimo servizio che è quello del Palermo, scusate, in campo questa sera, il Palermo nel turno infrasettimanale di Serie B, Rosanero di Scena Mantova, ancora out Brunori. Con Cremonese, Sassuolo e Spezia che ieri hanno pareggiato, il Palermo oggi avrà l'occasione a Mantova di poter accorciare verso quelle che sono dirette concorrenti alla promozione. Ma la sfida di stasera alle 20:30 contro la neopromossa non sarà affatto semplice. Il Palermo però dal canto suo arriva dalla bella vittoria casalinga ottenuta contro la Reggiana e stasera vuole continuare a sgasare. Le nostre prestazioni sono state al di sopra di quello che abbiamo ottenuto e ce lo dobbiamo prendere già anche nella prossima, perché non siamo in linea con quello che avremmo voluto nelle nostre aspettative, ma abbiamo fatto di più di quello che abbiamo ottenuto finora, quindi dobbiamo prenderci qualcosa in più e c'è una partita dove entrambi probabilmente vogliamo la stessa cosa. Brunori non ci sarà, tornerà a disposizione per la partita che il Palermo giocherà domenica al Barbera contro il Cittadella. Dionisi insiste su Ceccaroni terzino sinistro. Nella seduta di rifinitura ha provato Ranocchia Play invece di Gomez, ma difficilmente toglierà il francese apparso stellare sabato scorso. Anche Verre dovrebbe essere confermato, Henry ed Insigne ci sono, possibile l'impiego dal primo minuto di Di Mariano con sacrificio iniziale di Di Francesco.
Adesso è veramente tutto, vi lascio a Sicilia 24 Focus, oggi dedicato all'appuntamento con il sindaco, in studio tra poco insieme a Michele Cucuzza e Enrico Trantino, pronto anche a rispondere alle vostre domande. Il nostro telegiornale tornerà nella prossima edizione alle 19. A tutti un buon pomeriggio.